Buonasera a tutti, che se serio sinca con Andrea, che è un dei organizzatori dallo Shagu Shagu Festival, un festival di musica che si tiene a Bagnari e Arsa. Allora, il Shagu Shagu Festival è un festival che questa è la quinta edizione, lo organizziamo ogni fine estate. È un festival che da 3 anni sono venuto a organizzarlo qui a Bagnari e Arse. È un festival che raggruppa tante realtà musicali, dove vogliono dare risalto ovviamente anche ai gruppi che da scene o dall'ambito da musica nazionale non hanno gran rilievo, quindi con musiche che può là dal punk, che può là dall'indie rock, all'elettronica, al metal, all'hardcore. E Odin sfoga tutte le gioventù che attorno arriva a chattare. Che organizzano sono tutti vegetariani e vegani e quindi vogliono portare questo modo di pensare, questo nuovo modo di pensare, che per noi non è nuovo sicuramente, ma per le int che la maggior parte vengono a vedere il festival e sicuramente per le int furlane il vegetariano è un discorso assai strano, perché comunque o sa vinca le char chi in Friuli è tante amate. E noi invece abbiamo voluto dare un risvolto, dare veramente un'importanza notevole, perché se non si place le musiche, ma non si place soprattutto per stare indenanti in nostri ideali. La nostra passione per musiche e per specialmente le musiche underground, vengono quasi tutte dal punk e dall'hardcore e vengono incrociate le nostre passioni da musiche con l'animalismo. Le robe che cerchiamo di dare di mangiare qui è tutte libere da qualsiasi derivato animale. Devi mangiare seitan, tofu, hummus, tutte robe vegetali.